Buongiorno e ben ritrovati a tutti quanti con questo appuntamento per approfondire la stagione di Piccoli Palchi di Arte, Teatro e Scuola. Come sempre facciamo degli incontri appunto virtuali ma che vogliono diventare reali nello scoprimento, nello svelamento delle anime, delle poetiche, degli spettacoli e dei loro autori. Oggi per questo ci troviamo con due grandi amici di Arte, Teatro e Scuola che sono Bruno Cappagli e Claudio Milani. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, sono felice di avervi con noi. È un incontro condiviso, di accompagnamento per chi ci ascolta e per il pubblico che ci ascolterà. Io volevo sapere da voi, innanzitutto Claudio è nella stagione, sarà nella stagione con il suo spettacolo Cuore, mentre Bruno ha Con viva voce. Iniziamo da te se vuoi, Claudio. Volevo sapere qualcosa di più di te, innanzitutto. Presentati a chi non ti conosce, noi ti vediamo spesso qui con noi, ma magari qualcuno ancora non... Io sono Claudio, non ho i capelli, cioè ce li ho ma li tengo molto 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 corti. Faccio teatro per l'infanzia e chi accompagna l'infanzia. Questo chi accompagna l'infanzia, questa parola mette dietro i grandi, gli adulti che con l'infanzia hanno a che fare. Fare teatro per me è incontrare le persone e credo che l'incontro umano possa avvenire, soprattutto se non ci si conosce, attraverso le emozioni, perché le emozioni hanno il nome uguale per tutti e sono diverse per ciascuno. Questa è la grande potenza del teatro e mi piace pensare che le emozioni non abbiano età, quindi se si vive un'emozione la si può vivere indipendentemente dal fatto che si sia piccoli d'età o grandi d'età. E forse fare teatro per me ha questo pensiero grande che è mettere in circolo le emozioni e stare insieme dentro nello stesso mare. Ecco, questo è il mio fare teatro. Benissimo Claudio, non volevo mettervi in imbarazzo, è che appunto questa stagione si chiama Abbraccio, inteso come qualcosa che si rinnova sul momento e nasce sul momento, ma anche come abbraccio e quindi presentando chi fa lo spettacolo, insomma, in un modo di andare verso il pubblico. È per questo che vi faccio la domanda. Tu Bruno, come ti descriveresti? Io sono Bruno Cappagli, lavoro al Testoni Ragazzi per la compagnia La Baracca da molto tempo. E proprio come Claudio mi viene da dire che faccio spettacoli pensando all'infanzia e pensando a chi li accompagna. E questo secondo me è importantissimo. Il momento del teatro è un momento di grande condivisione, appunto, come dicevi tu, di abbraccio. E quindi ritengo che un buon spettacolo dedicato all'infanzia debba essere anche in grado di abbracciare i grandi per poi poter condividere insieme con i propri figli, i propri nipoti anche, o le proprie maestre o i maestri, un momento che è di incontro e di condivisione profonda, che è dal vivo. Questo ci tengo molto a dirlo, dal vivo. Ecco Claudio, tu porti in scena lo spettacolo Cuore, che è in sostanza una fiaba. Raccontaci un po' cosa si vede nello spettacolo, a cosa si assiste. Cuore è uno spettacolo in cui c'è della narrazione che costituisce un prequel a quello che è un'azione scenica invece realizzata da macchine che mi costruisco, perché mi piace, costruisco io insieme ad altre persone, perché mi piace molto l'idea della sorpresa e quindi avendo un po' una formazione elettronica e anche un po' meccanica, riesco a costruire delle cose che mi vengono in mente. Cioè mi sono domandato come può volare un palloncino da solo dove voglio sul palco e fermarsi lì e poi se gli dico di andare via lui lo fa. Mi faccio questa domanda, poi riesco a trovare il modo per farlo e lo metto in scena. E in Cuore diciamo che c'è una parte di narrazione che appunto prepara a una parte di azione quasi senza parole. È necessario questa parte di narrazione per entrare dentro nelle scene che si costruiscono,
perché tutto si svolge attorno a un bosco abitato da due personaggi che sono un orco e una fata dai 100 occhi. In origine però questi personaggi erano un fauno e una fata che sapeva volare. Succede che loro, seguendo le loro passioni, ma confrontandosi col mondo, si perdono nelle loro passioni e diventano quindi un orco e una fata invece che vuole controllare tutto. In questa loro dinamica, in questo bosco, entra Nina, che è una bambina che quando vive un'emozione semplicemente puff, sparisce e diventa invisibile, come se non potesse reggere le emozioni. E penso che sia una funzione abbastanza interessante un po' per tutti, ma purtroppo non la regalano, ce l'ha solo Nina. Alla fine dello spettacolo Nina deciderà di vivere le emozioni sulla pelle e darà una svolta anche alla relazione tra orco e fata. Il bosco diventerà il bosco di Nina e potrà entrarci e uscirci quando vorrà. Non so se ho spoilerato tanto oppure no, immagino che ce ne sono. Ecco, diciamo che hai creato l'interesse di venirlo a vedere. Questo è un po' quello che si vedrà, si vede nello spettacolo. Ecco, è interessante questa cosa, dici che hai una formazione elettronica, quindi matematica, noi colleghiamo spesso la matematica a qualcosa di pratico, di cervellotico, in realtà è collegabile alla filosofia, al pensiero direttamente, quindi all'arte. Sì, penso di sì. Mi ha sempre molto affascinato la meraviglia che sta nell'ordine delle cose e nella razionalizzazione. Cioè, quando si fa un'opera d'arte è come se si trasformasse attraverso qualcosa di reale, di concreto, se si rappresentasse qualcosa che altrimenti è la realtà. E la realtà, così per sé, non è replicabile, bisogna proprio rappresentarla. La rappresentazione attraverso la matematica, l'elettronica, l'ingegneria mi ha sempre molto molto affascinato. Tu, Bruno, invece prendi spunto per il tuo spettacolo dal Principe Ivan e il lupo grigio, che è una fiaba tradizionale russa. Perché l'hai scelta e la vuoi narrare con viva voce, come dice il titolo? Sì. Allora, perché l'ho scelta? Allora, diciamo che l'ho scelta in realtà perché quando si pensa a uno spettacolo, di solito, almeno io, penso molto all'aspetto emotivo mio, un po' scavando nel passato, pensando a quando ero bambino io, che cosa mi emozionava, che cosa mi ha creato anche sconcerto, mi ha spaventato, mi ha entusiasmato, meravigliato. Allora, scavando, in realtà, stavolta invece di trovare una storia, la storia è al servizio di quello che voglio raccontare, ho scavato e mi sono ricordato che mio nonno era un grande narratore. Mio nonno Bruno, che si chiamava come me, Bruno Cappagli, proprio uguale. E mio nonno Bruno era un signore molto alto, era un sindacalista a Genova ed era un personaggio con i baffoni neri, e lui mi prendeva sotto il suo braccione sul lettone insieme al mio fratello gemello e ci raccontava delle storie dove sempre i protagonisti erano due fratelli gemelli. Lui se le inventava e queste storie me le ricordo come dei viaggi incredibili, erano sempre racconti di avventura, ce ne succedevano di tutte le cose. Dico ce ne succedevano perché ovviamente io ero dentro la storia che lui raccontava, e allora io ho pensato proprio questo, queste storie erano raccontate in viva voce. E io ricordo proprio del suono del petto di mio nonno mentre raccontava queste storie. E quindi sono andato a scavare lì e casualmente nelle varie letture ho trovato questa fiaba russa. Io in realtà volevo fare Masha e Orso e avevo chiesto a Piero Nori di scriverla, perché lui ha tradotto le fiabe russe. Io mi sono messo a lavorare su questo racconto, in realtà il racconto non mi stupiva molto, faceva ridere, però io volevo invece trovare qualcosa che muovesse un po' le emozioni in maniera più dinamica, più sorprendente. E così ho trovato la storia appunto del Principe Ivan e del lupo grigio, che poi ora, facendolo in giro per i teatri, ho scoperto che è una storia molto conosciuta ovviamente per il popolo russo, ucraino e bielorusso, insomma tutte quelle zone dell'est europeo. È una storia molto amata e fra l'altro facendolo
è stato emozionante incontrare le persone che vengono e ti dicono ma io ho la mamma russa, io ho il papà russo, il nonno russo, si è creato uno strano mondo intorno a questo. Però la storia adesso non ve la racconto perché io non voglio spoilerare come ha fatto Claudio Milani. Quello che voglio dire è che io non ho mezzi tecnologici, ho una matriosca, essendo una storia russa, che racconta di fatto, vedete, racconta di fatto che questa storia è stata tramandata da una bisnonna all'altra bisnonna fino ad arrivare a mio nonno, e che quindi è una storia che è vecchissima, antichissima, e che adesso ci sono io a raccontarvela. Quindi le storie viaggiano di bocca in bocca, di voce in voce, appunto, come anche il titolo, si può fare solo con viva voce, bisogna essere presenti e ascoltare. Appunto, dicevo, a differenza di Claudio, io non riuscendo a far volare un uccello di fuoco perché non ho competenze tecnologiche, lo racconto. Quindi è uno spettacolo di pura e classica narrazione, proprio nel più vecchio stampo, ed è stato Guido Castiglia ad aiutarmi a mettere in Quindi questa scelta minimalista nell'apparato scenografico è dettata anche per andare al cuore e alla sostanza del racconto. Esatto, infatti, esatto, è proprio così, volevo essere proprio pulitissimo, infatti esco dalla storia, ma semplicemente per raccontare a questo punto mio nonno faceva questo, oppure cerco di trasmettere quello che era la mia relazione con mio nonno nel momento della narrazione. Nel tuo spettacolo invece, Claudio, assistiamo in qualche modo alla necessità di mettersi in discussione, di accogliere altre cose diverse da noi per mandare avanti la storia ed evolversi. È necessario anche nella vita? Bella domanda, non so se, perché potrei dare una risposta personale. Io penso che nella vita, soprattutto dell'infanzia che andiamo a incontrare noi, sia necessario un'apertura di visione, perché chi si trova di fronte alla vita che sta arrivando si trova di fronte a un mondo che propone tantissime possibilità. E quindi poter mordere le cose, arrivare a pieno nell'avere strutture, nel governo delle proprie emozioni, poter ampliare il più possibile la visione darà la possibilità poi, anche nell'immediato, di operare delle scelte il più possibile coerenti col proprio corpo e con il proprio destino. Che uno può scegliere. Penso che nello spettacolo salti fuori un po' questo, cioè che se non si rischia quindi se non c'è questo correre il rischio di andare anche verso le parti più paurose o buie o intense di sé, il rischio poi è di non vivere anche le cose intense che stanno fuori e che ci aspettano. Più si morde, più si può mordere, è sempre così, è la fame del lupo, la fame dell'orco. Bruno, desiderio e curiosità sono momenti chiave per lo sviluppo di ognuno, delle fiabe e del teatro e della vita, quindi la vita in qualche modo possiamo dire che è teatro e fiaba? Per me assolutamente sì. Non potrei vivere senza l'immaginario, senza il sorprendersi e il crearsi anche un mondo parallelo. Penso che sarebbe una noia mortale. Di fatto le storie come le fiabe soprattutto ci aiutano ad affrontare appunto i morsi dei lupi, come ci dice Claudio, cioè sentire il morso, la paura è sicuramente un modo per trasformarsi. Mi piace molto questa cosa che dicevi, Claudio, del dover assaporare la vita, e probabilmente assaporando anche la parte più brutta e pericolosa e spaventosa ti permetta anche di vivere poi qual è la bellezza. E la storia che racconto di fatto non è un caso che ho una matriosca, la matriosca è double face, girandola c'è la storia di Ivan, quindi Ivan parte che è piccolino, che è un bambino, cresce, succedono tante cose nella sua storia, fa un sacco di errori, dove i bambini ti dicono no, non farlo, il lupo cerca di dargli anche la giusta direzione, invece Ivan fa proprio l'esatto contrario di quello che dice il lupo,
però vive una metamorfosi, è tutta questa storia tipica delle fiabe, lui subisce dei cambiamenti fortissimi, di cui ce n'è anche uno clamoroso che quando ho letto la favola ho detto cavolo cosa succede qua, ed è stato il motivo per cui ho deciso questa la devo raccontare, e non ve lo dico adesso, è una roba pazzesca, e tutti i bambini rimangono e dico no, e adesso? Però sì, si parla di trasformazione attraverso la fiaba, il gioco, ma soprattutto il lupo, secondo me ci permette di cambiare. Mi piace pensare che siano finestre aperte che ti permettano di vedere le possibilità, le 1000 possibilità che hai e di seguire quello che desideri, e anche no. Secondo me la vostra abilità è quella di rendere onore al vero senso del teatro, che è quello di uno spettacolo che si forma in quel momento ed è diverso per sempre e da tutte le altre repliche, e questo deriva probabilmente anche da come recepite e come sapete accogliere lo sguardo dei bambini e imparare da questo, modificandovi sul palcoscenico. Cosa si impara dallo sguardo dei bambini recitando per loro? Questa è una domanda che vorrei rivolgere a tutti e due. Per me si impara a essere più umani. Credo che i bambini siano gli esseri umani più prossimi al proprio corpo e hanno permeabilità che con l'età si perdono, ma lavorare con loro è come se si ravvivassero anche in noi queste permeabilità tra sensi, quindi ciò che consente all'esterno di entrare e all'interno di uscire, tra sensi e espressione di sé. Lavorare con loro è riappropriarsi di un corpo. Più sono piccoli, più è così, immagino. E credo che sia uno delle cose, uno degli elementi cardini dell'essere umano, muoversi col corpo in armonia con quello che sta fuori, che sono altri corpi, la natura, il resto, ecco. A me viene da citare subito Elio Le Storie Tese, no? Più umani, più veri, diceva la canzone. Più umani, più veri. Ecco, io da quando prima... Io ho iniziato facendo cabaret, teatro per grandi, suonavo. Poi casualmente la fortuna ha voluto che la baracca mi ha preso in un provino e ho scoperto il mondo dell'infanzia. E lì ho scoperto che a me non mi interessava assolutamente apparire, e ho scoperto che come l'ego di fatto sia una cosa che sì, è necessaria, credo, per chi va in scena, però non è quello il motore. I bambini mi hanno praticamente scoperto e hanno detto: ma tu devi essere quello che sei e fare le cose con la passione che hai nel cuore, basta, non è che hai bisogno di altro, e raccontare le cose di cui hai voglia di raccontare. Ecco, secondo me i bambini ti mettono in una condizione che è inutile stare a raccontare cose che non ti interessano, le devi sentire, perché loro se ne accorgono. Se sei interessato, se hai voglia di raccontargli una cosa, se hai voglia di trasmettergli certe emozioni, loro se ne accorgono se fingi o se davvero sei lì per loro. Quindi personalmente il più umano, più vero è quello che mi hanno dato i bambini. Quindi in qualche modo hanno aiutato entrambi a scoprirvi, ciascuno nella sua vera essenza. Come diceva Claudio, in qualche modo nel processo di crescita impariamo a dare un nome, a schedare, a immagazzinare delle emozioni, a contenerle, mentre da bambini siamo liberi di manifestarle. Quindi in qualche modo il processo di crescita è un processo di prigionia anche del sé. Credo che possa esserlo, è funzionale il fatto che a un certo punto io possa decidere di aprire e chiudere delle porte, perché altrimenti sarei troppo alla mercé di ciò che sta accadendo fuori. Proprio per questo i bambini o le persone in età evolutiva hanno bisogno di cura, cioè hanno bisogno di uno sguardo, di qualcuno responsabile che monitori questo passaggio. È chiaro che man mano che si cresce poi si decide per sé che cosa mi fa bene o che cosa mi fa male, ma credo che il pericolo sia quando
questo meccanismo di apertura e chiusura di porte o si arrugginisce o per pigrizia decide di non farlo, cioè è meglio tirare su un muro così almeno sono sicuro e sono tranquillo e sono a posto. Invece è più difficile tenere le finestre aperte con i cardini oliati. Ecco, credo che ci sia il pericolo di fossilizzarsi troppo, così come il pericolo grandissimo invece di essere completamente spalancati. La via di mezzo sta forse anche nel lavorare con i bambini, quindi avere una responsabilità verso questo meccanismo di entrata-uscita che con loro c'è, e porta a dare una riflessione anche agli adulti su come si comportano rispetto alla vita. Certo. Bruno, tu dicevi che il tuo spettacolo deriva dal ricordo di tuo nonno e da questo racconto che è stato tramandato oralmente. Oggi la generazione che è nostra contemporanea, soprattutto nell'infanzia, vive forse più per immagini che per parole, quindi come dire, il discorso orale è un po' difficile da affrontare, e volevo capire da te, da voi, insomma, come si fa ad entrare con le parole nel cuore dei bambini, nell'interesse dei bambini. Sì, questa è la grande questione, e io credo di aver deciso di fare questo spettacolo di pura narrazione proprio partendo da questo ragionamento. Credo che l'attenzione che il bambino deve riservare su un racconto, su una narrazione, e in questo Claudio secondo me è anche molto, siamo molto affini in questo, cioè tu magari metti delle cose magiche in scena, no? Anch'io uso le scene assolutamente, però di fatto il cuore è la voce e il narrato, che di fatto non è che i bambini non possano, anzi riescono benissimo e hanno anche molta voglia di ascoltare. Il problema è che non ci sono più gli adulti che lo fanno, o sono comunque pochissimi. Credo che uno dei compiti dei tanti che ha il teatro dedicato all'infanzia sia proprio quello di ricordare che comunque ascoltare una storia è sempre appunto una finestra, una porta apertissima per poter mantenere viva quella che è l'immaginazione. Proprio questo riempimento delle immagini io non lo trovo negativo, lo trovo negativo nel fatto quando è solo quello, quando dentro non c'è il contatto, non c'è la viva voce appunto, e credo che questa cosa vada preservata, vada difesa, perché se perdiamo l'ascolto aiuto. Certo. E tu, Claudio? Io penso che noi siamo parola, ci costruiamo sulla parola. Non entro nello specifico che non è il mio, ma credo che i bambini questo ce l'abbiano come tutti noi, e soprattutto siccome sono in una fase evolutiva, sentano che più parole si acquisiscono, maggiore è la possibilità di crescere, di svilupparsi, di andare verso un'adultità, che è tutto ciò che il loro corpo li chiama a fare. E quindi penso che finché noi saremo parola continuerà a esserci la necessità di narrazione. Così continuerò a lavorare, e anche Bruno. Questa parte qua però non toglie che le fiabe credo si siano evolute in altre forme meravigliose, che sono per immagini e suoni, che sono i film, i cartoni animati, le musiche, i videoclip, andando avanti con l'età evolutiva, i TikTok. Tutto è come se la fiaba, nel momento in cui è stata fissata e quindi sia un po' bloccata da un punto di vista della tradizione orale, sia rinata come nuova fenice in mille altre forme, lasciando però la sua forma principale come non prescrivibile. È come dire, tutte le luci illuminano, il fuoco è stata la prima luce, da lì tutto origina, al fuoco si torna. Io non illuminerei mai casa mia col fuoco o con le lampade, a lume di candela in alcuni casi, ma normalmente no, cioè nella mia vita consueta.
però al fuoco torno in alcuni particolari momenti. Ecco, credo che il gioco sulla narrazione o sulle nuove forme di fiaba che arrivano ai bambini stia in questa proporzione. Normalmente siamo illuminati da altre luci, ma al fuoco si può tornare perché da lì tutto ha origine. Bruno, il racconto delle fiabe è in qualche modo un dono per chi lo fa e per chi lo riceve. E come dicevi tu, racconta, per esempio, di un tempo in cui esisteva il tempo per le tradizioni, per i racconti, mentre oggi quel tempo sembra essersi un po' perso tra i tempi che viviamo. Volevo sapere se il teatro può essere quel filo d'Arianna per riscoprire quel... Assolutamente, lo è, lo deve essere, è il luogo dove ci si ritrova, dove ci si guarda negli occhi, dove si sbaglia. Ecco, questa è poi una parola che mi interessa molto, parlando un po' con le educatrici, le insegnanti, ultimamente ho sentito storie veramente strane di bambini che chiedono scusa perché hanno sbagliato, bambini piccoli, di 5-6 anni. Mi chiedo cosa stia succedendo. Allora il teatro è vivo e quindi gli attori sbagliano e si impastano con le parole e questo crea vita, no? In un mondo dove tutte le narrazioni, appunto le fiabe sono state trasformate anche in TikTok eccetera, sembra quasi che tutto sia super organizzato, super perfetto e velocissimo, che tutto funzioni. Il teatro ci mantiene l'umanità, ci ricorda che siamo umani, che sbagliamo, che non ci sbagliamo anche, che siamo bravi e che a volte no, e quindi ci ricorda sempre che quello che siamo sostanzialmente, ci riporta a quel fuoco primordiale che è l'incontro. Claudio, nel tuo spettacolo assistiamo a qualcosa di strano, l'inserimento di una, come possiamo dire, di una variabile indipendente che è la ragazzina, che tutto cambierà. Quello che noi consideriamo spesso tempo perduto, lo associamo al concetto di sfortuna, di distrazione, sono aspetti carichi di negatività, ma magari possono essere proprio quelli i nostri migliori alleati per maturare. Sì, penso che i momenti di crisi non siano da augurare a nessuno, ma siano assolutamente fondamentali per crescite veloci o rapide o cambiamenti verso il miglioramento. Il miglioramento non per forza implica un bene condiviso, perché il miglioramento può essere per ciascuno differente. Mi è capitato di lavorare molto sulla casualità in questo periodo di lockdown, anche con le persone con le insegnanti con cui mi sono trovato a lavorare. Penso che tutto ciò che ci capita, che non abbiamo scelto, debba essere esplorato, perché potrebbe essere l'occasione per poter verificare e migliorare parti di noi, lasciando però un tempo per il lutto. Cioè, non è che se ci capita una cosa non piacevole non possiamo gridare. La cosa che forse arriva anche dalle fiabe è che dopo questo accadimento c'è un rialzarsi e dire: me, con quello che ho, come posso andare avanti? E questo penso che sia la parte che poi uno si può portare avanti anche dopo quel preciso momento. Quindi la casualità, a volte negativa, diventa forse anche una grandissima ricchezza. Le fiabe sono piene di questi passaggi. Ecco, in questo momento io mi metto da parte e vorrei che voi due possiate farvi una domanda ciascuno e darvi la risposta che preferite. Bruno, cosa chiederesti a Claudio? E Claudio, tu cosa chiederesti? Io gli devo chiedere una cosa serissima, perché allora ti chiedo questo. Io so che sei un mago dell'elettronica teatrale, almeno io ti definisco così. Io devo fare una scatola dove a un certo punto, facendoci un buco sopra, la scatola mi spruzza l'acqua in alto. Io tappo il buco e mi parte un altro getto d'acqua su un lato della scatola, quell'altro. Tappo anche quello e me ne parto un terzo
su 3 lati. Come si fa a fare una cosa del genere? Prendi 3 pompe idrauliche che sono già collegate lì, il buco è già fatto perché esce il tubicino già, e semplicemente tu quando fai finta di fare il buco e poi quando togli, il tuo tecnico agisce su quella pompa idraulica che spara verso l'alto e ti esce l'acqua, poi tappi lì e il tuo tecnico agisce sull'altra pompa idraulica che spara l'acqua dall'altro lato, e poi devi prendere un tecnico e 3 pompe idrauliche. Scusate, c'è un filo elettrico di collegamento. Sì. Scusate, da due creatori di magia, di stupore, di meraviglia, in questo momento mi sento privato di una magia che vivevo negli anni 90 con la pubblicità che c'era idraulica di una famosa ditta, dove lui si tappava i vari si riusciva. Adesso ho scoperto il trucco. È rovinata, lo so. Perché pensavi fosse vero, e ti domandavi come fa. Vabbè, a 40 anni posso anche permettermelo di conoscere. Allora io ho una domanda a Bruno. Qual è il personaggio che ti farebbe paura raccontare? Porca miseria, che domanda. Che mi farebbe paura raccontare? O la storia che ti farebbe paura raccontare? Spesso sono legati ai personaggi. Mi farebbe paura raccontare la mia. Cavolo. Sì. Che domandona. Bene, penso che abbia raccontato la storia dell'umanità in pochi istanti. No, però Bruno, la si può sempre far raccontare a qualcun altro. Sì, certo, sì, che è meglio, comunque in generale è sempre meglio. Bene, io carissimi vi ringrazio veramente tanto per essere stati presenti nella nostra pillola su Facebook e di aver condiviso con noi i vostri pensieri in libertà. Quindi ringrazio Bruno Cappaghi, Claudio Milani per questo bellissimo appuntamento e tutti coloro che ci hanno seguito e ci seguiranno. E alla fine il teatro è come la vita, succedono le cose più impreviste, impensabili, assurde, ma dobbiamo anche avere il coraggio di guardarle per diventare diversi, se non migliori. Io vi ringrazio di nuovo e vi auguro buona giornata. Grazie Omar. Grazie, ciao Bruno. Ciao.